Per quanto mi riguarda è un solco incolmabile, non c'è nessuno spiraglio e è un atto gravissimo. Votare contro significa esercitare un'azione ostile nei confronti di una maggioranza. Non partecipare significa che su quel punto possiamo avere anche una visione diversa. Se sia davvero lo strappo definitivo lo dirà il tempo, forse anche a stretto giro. Di certo lo scontro tra Lega e Forza Italia in regione non ha mai assunto toni così caldi. Non che fosse una sorpresa il fatto che gli azzurri non avrebbero partecipato al voto per l'approvazione finale del bilancio, perché la guerra all'aumento dell'IRAP era già stata dichiarata. Ma quando si va al vedo le cose cambiano e la reazione del capogruppo di Lega e Liga a Palazzo Ferrofini è stata lapidaria. Non possiamo far finta di niente e quindi il vostro non partecipare al voto comunque è un allontanamento da quello che è l'alveo di questo gruppo, di questa maggioranza. Roberto Marcato aggiunge il carico da 90, nel mirino la capogruppo di Forza Italia Elisa Venturini. Lei nella sua dichiarazione dice: noi non abbiamo votato perché noi vogliamo dimostrare coerenza rispetto alle tasse e vicinanza alle imprese, facendo capire che la Lega e Fratelli d'Italia non sarebbero coerenti, saremmo noi il partito delle tasse e non saremmo vicini alle imprese. E questo è un attacco politico davvero sconsiderato. Ma i forzisti non ci stanno. In questi 4 anni abbiamo sempre votato a favore dei provvedimenti, l'abbiamo fatto sempre anche di recente con il DEFRE, che è il documento di programmazione, cioè quello che indica gli obiettivi di un'amministrazione regionale, perché noi condividiamo gli obiettivi e la visione che c'è della regione. Sullo specifico punto dell'aumento delle aliquote IRAP, quindi delle tasse per le aziende, noi abbiamo detto, noi su questo abbiamo difficoltà a votarlo. Coerentemente con le nostre idee, ma anche col programma elettorale del 2020 che diceva nessuna nuova tassa per i veneti. Difficile però far cambiare idea al Carroccio sul futuro e ora tutti si chiedono cosa accadrà da domani a Palazzo Ferrofini e soprattutto alle regionali. Siamo all'alba di una campagna elettorale che dovremmo in teoria affrontare tutti insieme. Con questa presa di posizione drammatica si è dato un colpo mortale all'alleanza di centrodestra così come l'abbiamo vista fino ad oggi. L'impressione che si ha è che Forza Italia non veda l'ora di trovare l'occasione per smarcarsi. Allora smarcati del tutto, vai con il centro-sinistra, chiudiamo la partita e noi andremo per la nostra strada. Dichiarazioni roboanti ma nulla più, secondo gli azzurri, convinti che sia in regione che per le elezioni 2025 le cose non cambieranno. Siamo di centrodestra, non abbiamo niente a che fare con la sinistra, perché il fatto che si prenda posizione su un punto qualificante come quello dell'aumento delle tasse, che tra l'altro è un principio di centrodestra, più di così, e quindi di fatto lo vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Comunque, per quanto mi riguarda, continueremo a dialogare, a fare la nostra parte e a seguire le nostre politiche di centrodestra. Cosa certa è che nel momento in cui governi il paese, governi a Roma, difficilmente è impossibile che in una regione ci sia una divisione. Ecco.